Ed eccoci al secondo appuntamento di questo 10 settembre, prima giornata della settima edizione di Strangius. Come accennato prima, la signora Antonella Lumini sarà coordinata da Maria Grazia Medda. Maria Grazia Medda ha conseguito la laurea in giurisprudenza a Cagliari ed è funzionario presso un ente pubblico, si occupa di procedure concorsuali ed interventi per il diritto allo studio per gli studenti universitari. Partecipa attivamente alle iniziative di diverse associazioni locali e regionali. È presidente dell'associazione Kairos APS e canta come contralto nel coro dell'associazione e del coro regionale sardo. A voi, buona serata e buon ascolto. Grazie Fanny. Allora, benvenuti, è un vero piacere per me accogliere Antonella. Non abbiamo avuto tantissime occasioni di interagire, avrei voluto averne di più, ci siamo sentite solo per brevi momenti al telefono, però per me è stato sufficiente per instaurare una connessione, insomma, per sentirla già vicina. Introdurrò con qualche cenno biografico e bibliografico la nostra ospite di oggi. Allora, Antonella abita a Firenze e ha lavorato per diversi anni presso la Biblioteca Nazionale Centrale e da diversi anni vive la sua realtà eremitica atipica, definiamola così. Questa realtà eremitica lei la vive nel suo appartamento cittadino. Lei come la vive? Dosando, anzi centellinando direi, con disciplina, la connessione a internet e l'utilizzo del telefono. Ha al suo attivo già diversi libri, mi piace ricordare La custode del silenzio, scritto con Paolo Rodari, Dentro il silenzio, Dio e madre, e oggi ci soffermeremo soprattutto su Dentro il silenzio, viaggio nell'interiorità, che è questo testo che vi abbiamo portato. Io vorrei appunto fare qualche domanda ad Antonella. Le chiedo innanzitutto, perché mi incuriosisce come si possa vivere in qualche modo in questo isolamento che non è completamente tale, in una città come Firenze. Come si svolge la tua giornata? Tu come riesci a conciliare il silenzio e la preghiera con le altre attività quotidiane? Un microfono. Che vuole dire? Scusate. Bene. Innanzitutto ringrazio per l'invito a questo festival che mi sta coinvolgendo molto, devo dire. Quindi grazie a tutti voi che siete qua e grazie a Maria Grazia, con la quale già ci siamo sentite, e grazie a Giuseppe naturalmente, eccetera. Allora, per venire un po' alla risposta a questa domanda, sì, sembra un po' un assurdo in effetti, no? Comunque, diciamo, non c'è un modello precostituito, io non cercavo niente se non di intraprendere un cammino di verità, quindi non mi sono posta domande precostituite, diciamo. Ho vissuto quello che sentivo e dopo la scoperta del silenzio, il richiamo fortissimo alla solitudine, ho cercato di viverlo nell'ambiente in cui ero, ecco. E quindi non è stato facile, devo dire, non è facile, però si può fare e questo mi sembra molto importante come messaggio a tante persone che magari desiderano ritagliarsi degli spazi per vivere questa esperienza. Perché alla base di questa esperienza che io chiamo monastica, io mi sento una monaca laica, diciamo, e quindi al fondamento stesso, no, del monachesimo c'è l'esperienza del silenzio e la solitudine. E quella uno può viverla in qualunque contesto, quindi non coincide con uno status precostituito, ma è un'esperienza. Quindi vivere l'esperienza della solitudine e del silenzio significa ritagliare del tempo per stare lì dove si è, dico io. Quindi innanzitutto il rapporto alla solitudine è un rapporto con se stessi. Chi sta male nella solitudine, chi ha grossi disagi a vivere la solitudine, vuol dire che ha un disagio con se stesso, perché nella solitudine siamo innanzitutto con noi stessi.
e poi naturalmente la scoperta del silenzio come equilibrio, cioè c'è l'inspiro e l'espiro, c'è la pausa e c'è il ritmo, quindi il silenzio fa parte dell'equilibrio della vita. Per cui se noi lo eliminiamo entriamo in in un grande squilibrio che poi può diventare dannoso a tutti i livelli, psicofisici, spirituali, eccetera. Ecco. Quindi mi sono ingegnata per come potevo, sentendo forte l'esigenza di vivere l'esperienza. Quindi io, prima di tutto il rapporto con la natura mi ha estremamente coinvolto, quello che ha detto Franco, che ringrazio infinitamente, e devo dire ho ritrovato come una mappatura, no, in quello che diceva lui, del viaggio che io ho fatto in altri termini, il viaggio interiore, però si sviluppano delle sensibilità che si equivalgono, come dire, ognuno attraverso la propria via, giustamente come ha detto lui, senza battere sentieri che poi tutti, no, devono attraversare per omologare, ma ognuno deve stare nell'esperienza, perché il viaggio è prima di tutto un'esperienza personale, con le sue prove, con le sue difficoltà, che diventa dinamica dentro di noi e permette di far emergere tante potenzialità che altrimenti vengono soffocate. Per questo io ritengo questo periodo così di eccessivo, no, digitale, eccetera, estremamente decadente, perché uno diviene quello con cui interagisce, e se noi interagiamo sempre con il preconfezionato, precostituito, e quindi quel linguaggio lì, noi ci conformiamo a quello e quindi ci disumanizziamo, perché impediamo a tutte le risorse di emergere, quindi soffochiamo il genio. Questo è decadenza, quindi veramente una deriva, io la percepisco come una deriva. Quindi diciamo il modo si trova, perché era urgente vivere l'esperienza. E per me era fondamentale anche il rapporto alla natura. Devo dire che diciamo io purtroppo non posso dire come Franco che fin da bambino aveva questa relazione. Per me è stata una scoperta da persona adulta, quindi con tutte le sue difficoltà, perché per me la natura era totalmente estranea e quindi l'ho vissuta anche con paura, ma ne sentivo talmente il richiamo che l'ho fatto per come potevo, nel mio piccolo, nel mio poco, però capendo il valore estremo che c'era lì dentro, tanto da riscoprire diciamo il senso della creazione, fondamentale come corpo che ci contiene, ma da riscoprire la creaturalità che vive dentro di noi, quindi da riscoprire la creatura che viveva dentro di me e sentirne tutta la sofferenza, perché noi facciamo vivere la nostra creaturalità in un ambiente che non è più idoneo, quindi come animali in gabbia. Ecco, siamo come animali in gabbia e quindi sentire tutta la sofferenza della nostra parte creaturale e cercare di riportarla nel proprio habitat per quanto potevo, intorno alle colline fiorentine, ma poi sempre di più nelle montagne, al mare d'inverno, cioè tutto il richiamo che io sentivo verso la natura cercavo di viverlo nel mio piccolo, non certo ai livelli di cui ha parlato Franco, però per me sono state grandi conquiste anche quelle piccole, grandi conquiste per rientrare in quei linguaggi, riscoprire quei linguaggi che poi hanno costituito la base di tutto, ecco, perché chiaramente anche la spiritualità ha la sua radice nella creaturalità, quindi non è qualcosa di astratto, no? Sono tutti mondi assolutamente connessi e quindi possiamo risalire e riscendere questi mondi, ma non si può sradicarsi, altrimenti è tutto una roba ideologica che non ha contatto con la realtà. Tu sostieni, adesso colgo appunto lo spunto che mi hai dato e sul quale già pensavo, al quale già riflettevo mentre parlava appunto l'altro ospite. Tu sostieni che appunto è stato fondamentale all'interno di questo tuo percorso
il rapporto con il creato, cioè il fatto di sentirti creatura, perché questo ha fatto sì che scattasse quella scintilla che ha ristabilito una connessione forte con il creatore. È così? Sì, sì, perché io ho scoperto il silenzio che avevo 28 anni, nel 1980, quindi son più di 40 anni. Mi consideravo completamente non credente, avevo fatto filosofia, quindi tutte cose ideologiche, però c'era stata prima una grave malattia che mi ha fatto vedere la morte in faccia e poi, anni di smarrimento fino a che c'è stata la scoperta del silenzio. Quindi c'era già uno come si può dire, uno scricchiolare, no, di qualcosa che apriva queste dimensioni, cominciava a aprire, a scavare per aprire dei territori inediti, certamente. Ecco, quindi, il silenzio, per me ha significato cominciare a intraprendere questo viaggio nell'ignoto, nel mistero, che però aveva un'attrattiva forte e diciamo questo mistero era anche l'immersione nella creazione, nella natura, nel creato, quindi per me è stato un fortissimo richiamo per ricreare connessione con la parte originaria, creaturale appunto, no? E più scoprivo questa parte cioè le cose, quello che percepivo era di sentire un grande ordine che pacificava, quietava, sanava, risarciva e contemporaneamente sentire un grande disordine dentro di me, per cui mi sentivo come una nota dissonante lì dentro, no? Proprio sentivo questa dualità forte fra il disordine che mi portavo dentro e quell'ordine così armonioso, quella bellezza che piano piano andava a riordinare quel disordine, come se mi sentissi assorbita dentro e quindi riportata, come riaccordare uno strumento, qualcosa del genere. Quindi era una via di guarigione, di estrema guarigione. E da lì il passaggio poi dalla creatura alla creazione al creatore, cioè sentire che c'è un principio fondativo dentro di noi, un principio fondativo. E questo principio è l'atto creativo stesso che ci ha generati, no? Quindi è una dimensione viva che è presente in tutte le cose. E questa presenza viva permette l'interazione viva, cioè quello è il rapporto reale, l'interazione fra esseri viventi, perché poi la scoperta della Bibbia, rientrare in quell'alveo che poi io cercavo, lì la creazione è tutta vivente, i pianeti, gli astri, le colline, sono tutti esseri viventi e quindi mi commuoveva il racconto di Franco perché noi guardiamo ma siamo guardati, questo è commovente, no? Sapere che le creature ci guardano e quindi ci ascoltano, cioè nel senso che è tutto sensibile e questa sensibilità crea relazione. E allora è interagire, è stare nell'interazione, no? Che ci fa sentire vivi e partecipi di un corpo vivo. E questo è commovente, cioè questo vibra dentro. E allora quando uno scopre queste dimensioni capisce che diventano il fulcro di tutto. E quindi silenzio e solitudine sono assolutamente centrali perché prima di tutto la solitudine è una solitudine abitata. E questa solitudine è fortemente necessaria perché è un'esperienza viva di queste interazioni profonde che danno pienezza alla nostra vita personale e questo permette poi relazioni diverse con gli altri. Quindi più uno vive bene la propria solitudine, più comincia a stabilire relazioni più amorevoli con le altre persone. Ecco, quindi perché c'è una pienezza dentro, una pacificazione, una beatitudine, mi viene da dire, una beatitudine. E questo, come dire, è già un appagamento che non ha bisogno di andare ad accaparrare, quindi cade tutta quella brama possessiva verso la realtà e quindi anche di quelle relazioni di dipendenza, di possesso, eccetera, no? Che poi rovinano le relazioni stesse.
Tu dici che per te sono importanti anche i segni e i segni possono anche essere rappresentati da persone che trovi sul tuo cammino proprio in quel momento e quindi ti chiedo, tu hai avuto delle guide spirituali nel tuo percorso che ti ha portato a creare la tua Pushtinia? Chiedo scusa alla mia amica bielorussa, spero che non mi stia ascoltando perché si è davvero impegnata per insegnarmi a dirla, a pronunciarlo bene, ma non ci riuscirò mai. Dicevo, quindi ci sono state delle guide spirituali in questo tuo percorso? Allora, devo dire che c'è stata solo una persona, un sacerdote molto anziano e malato, che ho avuto veramente la grazia, dico senz'altro la grazia di incontrare, perché era un uomo del silenzio, messo ai margini, appunto, e per questo 30 anni di vita, appunto, un po' emarginata da. E quindi ha avuto senz'altro ha sviluppato questa sensibilità al silenzio e all'interiorità, era proprio un santo, devo dire. Ho avuto questa grazia di conoscere questa persona. Però è stato l'unico sinceramente. Poi è chiaro tanti libri di personaggi che hanno battuto a loro modo questi sentieri, ma tutti nell'esperienza viva personale, non perché uno deve ripetere la strada di un altro. Ecco, però quindi c'è stata tanta solitudine, tanto soprattutto, il dolore dell'incomprensione, perché quello che forse non avevo messo a fuoco, no, della beatitudine, della solitudine, era infatti invece il dolore dell'incomprensione, sentire di non poterne parlare di questa esperienza. Per 30 anni è stato così, quindi è stato, anche molto doloroso, e quindi con il dubbio che ti dice: "Ma stai perdendo tempo, hai sbagliato strada", no, c'era un po' sempre questo retro pensiero che poi fa parte dei cammini spirituali, la tentazione è tipica dei cammini spirituali e io l'ho vissuta parecchio, no, con quella voce: "Ma che stai a perder tempo?" Ma, e poi tanti libri, cioè di mistici, di persone che hanno battuto questi sentieri e lì la letteratura per fortuna ci offre tanta compagnia e questa sono le anime, che sempre vivono e quindi che ci accompagnano, ecco. Perché certi sentieri, appunto son un po' ai margini e diciamo anche in tutta la tradizione del monachesimo, che è una grande tradizione, non voglio dire, però è stato poi tutto istituzionalizzato, no, per cui diciamo, quello che io ho riscoperto riscoprendo la fede, perché poi l'ho riscoperta, è questo rapporto diretto a Dio, questa creazione, questo creatore, questo principio, questa sorgente di vita da cui tutto irradia, da cui tutto sgorga, da cui tutto emana. Sentire che ha radice dentro di noi e che però è in tutte le cose, no? Dio è in tutte le cose perché tutte le cose sono in Dio, quindi è il corpo che ci contiene, è il contenitore e il contenuto e qui è da ricreare questo ponte, no? Assolutamente importante, che nella mistica si chiama la fusione mistica e quindi questo essere come riassorbiti lì dentro, no? Riassorbiti per rigenerarsi, per poi incarnare questo, ecco. Ehm, Quindi c'è una sorta di dicotomia fra monachesimo istituzionalizzato e monachesimo interiorizzato? sì, sì, io credo che oggi è il tempo del monachesimo interiorizzato, si può parlare di mistica, no? Perché è chiaro, l'esperienza diretta a Dio è la mistica. Cioè la mistica è quell'esperienza che considera la realtà tutta intera, cioè visibile e invisibile insieme, quindi non separa il visibile, cioè la realtà è tutta intera e allora entrarci dentro a questo mistero, no? E lì poi si comincia, come ha detto Franco, a scoprire delle mappature. È un linguaggio che pian piano si impara a conoscere nell'esperienza viva, però, ecco, non perché ce lo racconta qualcun altro. Certamente l'esperienza di altri aiuta perché dà coraggio, incoraggia, si ritrovano le sintonie, no? Come era nell'esperienza originaria del monachesimo, appunto delle origini, in cui questi solitari sperimentavano e poi magari diventavano gli anziani diventavano maestri,
cioè riferimenti dei più giovani, che però anche i giovani sperimentavano. E quindi la tradizione era tramandare l'esperienza vissuta. Tradizione viene da tradere, tramandare l'esperienza, ma se non si vive l'esperienza non c'è la tradizione. Per questo è andata un po' persa, no? Perché nessuno più vive l'esperienza diretta a Dio della solitudine, cosa che io ho ritrovato in questa vocazione al silenzio della tradizione ortodossa, che si chiama appunto Pustinia, e che vuol dire deserto in lingua russa. E lì questa tradizione è stata tramandata, diciamo, per cui chi ha questa vocazione basta la benedizione di un prete, non deve più rendere conto a nessuno. E questa è nella libertà dello spirito. E quella io l'ho sentita poi, quello che stavo vivendo nel mio piccolo. E allora ho detto, allora la mia casa può diventare una Pustinia, e così ho cominciato a sentire che c'era un riferimento anche nella tradizione cristiana, perché io ho riscoperto quella radice, ecco, dentro di me, sì. Tu hai fatto quindi questo tuo percorso, hai fatto un tuo pellegrinaggio nei luoghi del silenzio, come li definisci tu. Qualche suggestione che ti ha veramente segnato e che ti ha rafforzato in questa convinzione? Perché tu dici: io ho avuto dei dubbi, ho avuto timore di perdere tempo, non ti è mai troppo lontano questo pensiero, ogni tanto appunto emerge questo dubbio che però appunto tu riesci sempre a vincere in qualche modo, a ricondurre al percorso che stai facendo. Quindi ti dicevo, qualche suggestione da questi pellegrinaggi che ti ha confermato che quella era la strada, che la Pustinia era davvero una dimensione in cui ti saresti ritrovata? Sì, allora prima di scoprire la Pustinia io andavo alla ricerca della radice, sentivo questo richiamo e ho peregrinato nei mondi più vari, anche molto sui siti archeologici del Mediterraneo, perché io dicevo, no, tutti andavano in India, in quel periodo c'era la spiritualità orientale, anche io all'inizio avevo avuto un po' di frequentazione della spiritualità orientale, in India andavano, e io dicevo no, è il Mediterraneo, per me è il Mediterraneo. Ritrovare le radici, i siti archeologici dove il sacro ha mantenuto una forza che il tempo non può distruggere, quindi tutta quella ricerca del sacro, ecco, in qualche modo era. Poi riscoperta la radice cristiana, perché sentendo un prete parlare in una chiesa scoprì che era quello che ricercavo, l'amore di Cristo che io avevo conosciuto da bambina, che era come una nostalgia viva dentro, qualcosa che palpitava dentro ma che non trovava fisionomia, poi l'ha ritrovata, ecco. Allora poi è cominciata il pellegrinaggio negli ambienti dei vari monasteri, eremi, eccetera, però sentivo che non mi corrispondevano per il ritmo. Era bello stare lì, ma poi non era il mio. Quindi l'unico posto che io ho frequentato per 30 anni e che è stato il mio luogo dei miei tempi forti, dove io andavo proprio per isolarmi totalmente, per stare proprio nella solitudine, nel silenzio, era questo eremo che si chiama Eremo di Cerbaiolo, che è di fronte alla Verna, in Toscana, quindi, però per arrivare mi ci vuole, perché io non guido, che tutti i mezzi pubblici, ed lì c'era questa suora laica che teneva lei aveva le capre. E quindi lì non c'erano regole, non c'era niente e io potevo fare il mio ritmo, poi pian piano siamo diventate molto vicine con Chiara, insomma, quindi lei mi conosceva, mi lasciava fare il mio, e c'era una grotta giù nel bosco dove avevano costruito su uno sperone di roccia questo eremo con una cappella sopra dedicata a Sant'Antonio, perché lì era passato Antonio da Padova, San Francesco, perché era un monastero benedettino poi passato ai francescani dell'800, non 1800, dell'800, quindi un posto estremamente crudo, proprio costruito a 800 metri ma su una roccia viva di fronte alla Verna. Chi è stato alla Verna sa, no? Lì anche c'è quella roccia,
anche Cerbaiolo. E quindi era il mio luogo del nascondimento, dell'esperienza profonda, dell'immersione totale. E quello io dicevo a Chiara, qui ci vorrebbe il passaporto per entrare qua, perché lei da francescana non distingueva fra cristiani ed umani, tra animali e cristiani, cioè era pieno di animali, le capre in cucina, gatti, cani, era tutto un ambiente autentico, povero ma molto autentico e senza troppi schemi. Quindi era vero, e questa verità era nuda, era vera, era bella, entrava profondamente, e quindi lì sono stati i miei 30 anni. Io ci andavo 2 o 3 volte l'anno, ci stavo a periodi. E poi un altro posto molto importante per me era l'Eremo delle Stinche, fondato da padre Giovanni Vannucci, che è stato un grande illuminato del Novecento, forse poco conosciuto ancora. E quindi tutti i suoi libri io l'ho appena conosciuto lui, perché è morto poco dopo, ma il posto e i suoi libri sono stati di grande nutrimento per me, anche l'ambiente che si era creato lì, diciamo. Quindi io il sabato e la domenica in genere andavo alle Stinche e ai tempi forti andavo a Cerbaiolo. E poi mi ero fatta la mia postina in casa mia e lì vivevo il mio sprofondamento. A parte i rumori dei vicini e tutte le storie che però pian piano uno si regola sui movimenti che ormai che uno impara a conoscere, diciamo, ecco. E io mi ricordo anche in casa chiudevo tutto, porte, finestre, mi mettevo seduta per terra, avevo fatto una croce di cartone rosso attaccata al muro, mi mettevo a sedere là sotto, un cero acceso e stavo lì. Ed era questo rapporto alla verità. Sentivo anche dicevo, no? Morissi ora cosa sarebbe? Sentirei un grande dolore, ma ci potevo stare e per me questo era tutto. Quindi veramente siamo al di là del bene e del male in quelle condizioni, perché nella verità, infatti io dico sempre, stare lì dove si è, nella verità, che non è né male né bene, perché è verità. E il silenzio diviene il veicolo dell'azione dello spirito, che dà la risorsa per stare dove si è. E quindi non si può scappare, no, da dove si è. A volte l'incapacità di stare nella solitudine è proprio per non stare dove si è. Ecco, per fuggire un po' da noi stessi. Tu dici bisogna stare nel mondo ma senza appartenere al mondo. Non è necessaria la fuga mundi, non bisogna fare silenzio ma essere silenzio. Sì, infatti essere silenzio vuol dire conformarsi al silenzio, che non è assenza di rumori, cioè di suoni, è assenza di rumori. Perché il rumore è come una stonatura, no? Uno ascolta un'orchestra e sente la meraviglia, no? Poi sente la stonatura da noia, si capisce, no? È così. Il silenzio è un'armonia. È il suono cosmico, il suono dell'universo, è il suono della natura, è il suono del vento, quello è silenzio. Però c'è la dissonanza del rumore, quindi diventa fortemente violento il rumore per chi affina la sensibilità. Diventa fortemente, nessuno si accorge della violenza del rumore. Perché è una stonatura continua e quindi va fuori dalla misura, ecco, quindi e allora non fugamundi, ma io dico patire il mondo, standoci dentro. Quella è un po' la via del Cristo, no? Che è in mezzo, non è al vertice come lo voglio ammettere. Cristo è proprio in mezzo alla contraddizione, no? Fa da ponte, sta in mezzo. E quindi stai nel mondo, è un patire il mondo. E questo patire, che è pathos, quindi partecipare, starci dentro, è un'opera, perché non è distaccata, ma è dentro, e quindi partecipa. E quindi
E non si può fare la fuga mood e non andare fuori, perché poi il mondo te lo porti dentro, no, cioè, perché il mondo è già dentro di noi. Allora è fare i conti col mondo che è dentro di noi. Allora, semmai è liberazione dallo spirito del mondo. Liberazione dallo spirito del mondo, che è uno spirito fatto di tutto quello che conosciamo, no? Di violenza, aggressività, di potere, di potere sugli altri, nelle relazioni, di tutto quello che conosciamo. Va purificato, tutto quello va purificato. E il silenzio diviene questa via di guarigione perché purifica, portando quella beatitudine dell'incontro con quella parte viva, autentica, naturale e anche spirituale, quella beatitudine, quello stare lì che dà pienezza, è come se poi porta la risorsa per stare in un altro modo nel mondo, per quanto si può, perché poi il mondo ti consuma, allora si riperde la pazienza, si rientra nel meccanismo. E allora quando mi chiedono qual è la regola, io non ho una regola precostituita, perché il silenzio ti chiede la via dell'abbandono e quindi non hai un programma fatto, devi imparare a farsi portare, no? Quando anche lo diceva anche Franco. L'abbandono, sentire che non sei più tu a governare, ma ti lasci portare. E questo è importante da imparare, no? Questo farsi portare, farsi prendere, lasciarsi prendere. E quindi è la via dell'abbandono. E quindi per me l'unica regola era l'equilibrio fra il dentro e il fuori. Sentire quando perdi quota, perdi la risorsa e quindi rientri nel meccanismo. Allora lì ci vuole l'umiltà di dire ho bisogno di tornare a attingere. Quindi torni a attingere, ti rigeneri, ti ricrei, ritrovi energie pulite e poi ripartire. Ecco, un po' quello per me è il ritmo. Quindi sempre grandi tempi per quanto si può, perché non tutti i giorni sono uguali, stare nel qui ed ora non ti può chiedere tutto già precostituito. C'è il giorno che puoi far meno, però c'è il giorno che poi ci stai tutta la giornata e quindi uno si organizza come può. Ecco, nella libertà, perché la relazione a Dio è una relazione viva e non è che uno le relazioni le fa col programma, viene un po' quello che viene, no? Però sai che ne hai bisogno, è come respirare, quindi se non lo vivi un giorno poi devi recuperare. Quindi è un equilibrio che si crea vivendolo, ecco. È un po' così. C'è una cosa che mi ha colpito moltissimo, leggendo appunto i tuoi scritti, è quando tu ti soffermi sul concetto Dio e madre e io, come ti ho detto, ho ritrovato in questo pensiero molto di una figura che io Infatti, è stimo vero. tanto, che amo davvero tanto, che per me è Sì. proprio è un modello, ed è Hildegarda di Bingen. Anche Hildegarda di Bingen diceva che la maternità divina è l'opera che lo Spirito Santo compie nell'umanità, elargendo misericordia. Lei diceva appunto che sosteneva che Dio non è solo un padre dominante e autoritario, ma è anche una madre accogliente e nutriente, è la forza vitale cosmica che pervade il mondo naturale della manifestazione del divino. Quindi sono tutte, anche tutti questi pensieri, sono tutte cose che noi abbiamo ritrovato in ciò che scrivi, appunto le creature come manifestazione del divino, questo aspetto appunto materno di Dio. E soprattutto, a questo punto mi viene da chiederti, scoprendo tutti questi punti di contatto, ricordiamoci che Hildegarda viveva nel XII secolo, stiamo parlando di un precursore, insomma, di una figura proprio dirompente e rivoluzionaria per l'epoca. Oggi qual è il ruolo della donna nella Chiesa? Allora, 2 punti. Prima il Dio è madre, poi ecco sì, Dio è madre perché, diciamo io venendo da una, situazione di ero non credente, quindi il Dio quello che avevo conosciuto, cioè il Dio giudice, il Dio quello lì non c'era più dentro di me, non c'era l'avevo proprio
me ne ero liberata anche con una adolescenza molto ribelle, rivoluzionaria nel tempo del 68, per cui avevo fatto tutt'altro e tutt'altro avrei pensato per la mia vita, proprio lontano da me avere questo, mamma mia. Quindi io quando mi sono ritrovata lì in quella condizione, in quel desiderio profondo di star lì in quel nulla, io ho percepito questa presenza viva che per me era come un abbraccio, quindi questo silenzio era il veicolo, io lo sentivo lo Spirito Santo, sentivo lo Spirito, un abbraccio, poi Giovanni lo chiama il consolatore, quindi proprio noi la consolazione del mondo, ma quello è cum solus, quello che interviene nella solitudine e quindi la presenza che si fa conoscere nella solitudine e che consola perché conosce tutto e ha la chiave. Quindi questo lasciarsi portare, questo abbandonarsi è perché noi non sappiamo che cosa è necessario veramente per noi, no? Ma lo Spirito lo sa e quindi ti ci porta piano piano, ti fa conoscere. Allora, guarendo le ferite, andando a sciogliere i nodi, facendoti vedere le ombre, facendoti tirare fuori tutto, io lo chiamo il retroscena, quello che la psicologia chiama il rimosso, no? Quindi riportando fuori tutto quello che c'è, che pesa, che angoscia, che rende pesante la nostra vita, ma lo fa in maniera amorevole, quindi è come un abbraccio che ti contiene e ti rigenera continuamente, come rientrare nel grembo materno, qualcosa nel grembo, il feto nel grembo non sa niente, lascia fare. Ecco, e così era per me la Pustinia, stare lì, in quel nulla, lasciar fare a qualcun altro che interviene in maniera potente e quindi l'abbandono richiede il cedimento e la passività. Come mettere i remi in barca, no? Smettere di affaticarsi, entrare lì senza aspettative, senza voler risultati. Io lo sento un grande atto d'amore verso noi stessi, no? Non uscire dalla pretesa, non c'è da dare prestazioni, non c'è da vedere risultati, stai lì e basta. Ecco, allora in questa passività della volontà che non vuole più nulla, si mette in moto una grande attività, perché si permette alle forze spirituali di agire senza trovare ostacolo e quindi vanno a toccare quello che c'è, vanno a scavare, vanno a purificare, vanno a sanare, fanno quello che c'è da fare e quindi guariscono. Ecco, è un'azione di guarigione. Per me questa è la salvezza cristiana, perché la resurrezione è già qui. E questa, la resurrezione è la trasformazione della vita incarnata. Infatti per me è una mistica incarnata. E quindi è la trasformazione della nostra vita di tutti i giorni, della nostra vita terrena. Quello è la resurrezione della carne. È qui ed ora. Comincia qui, poi ci sarà tutto il dopo. Ma comincia qui, in questa guarigione. Salvezza, salus vuol dire salute, quindi vuol dire guarigione. E riguarda non la fuga dal mondo per andare in un mondo spirituale, distaccandoci dalla materia, dal corpo, dalla carne, no. Portando il nostro corpo, la nostra carne a questa trasformazione, ecco. È quella la resurrezione, perché il corpo e la resurrezione sorge nel nostro corpo psicofisico, sorge lì, cambiando, permettendoci questo cambiamento amorevole, amoroso, senza forzature, accettando i nostri limiti. Quindi tutto il terrorismo sul peccato. Il peccato si sbaglia, si cade, però è la prova, la vita è una prova. E ci si cade e ci si rialza e si guarda avanti, però bisogna riconoscere anche quando si cade, ecco. Invece noi spesso abbiamo paura dei nostri errori e quindi ci chiudiamo a noi stessi e lì entriamo allora in quel nascondimento che ci rende lontani, che ci allontana da noi stessi, dalla vita e anche dalla beatitudine, dalla levità della vita. Si appesantisce tutto perché c'è una frattura, no? Si crea una frattura interiore, ecco. E allora la vita invece, la vita dello spirito, l'esperienza interiore risarcisce queste ferite, va a sanare.
e questo è molto pacificante, sì. E quindi tutti dicono: ma a cosa serve tutto questo? C'è bisogno, la gente ha bisogno, sì. Ma io dico chi lo fa per tutti, perché va a sanare qualcosa, porta speranza, porta luce nell'oscurità, porta segni, ecco, e questo diventa qualcosa, che quindi di cui c'è bisogno, non è inutile. Tu condividi questa tua esperienza, accogli delle persone nella Sì. tua bustina, appunto fai degli incontri periodici con altri, condividi la tua esperienza e mi hai detto che avresti avuto piacere di condividere un momento con noi, se sei sempre di questo avviso, Sì, sì, siccome io ci dicono che stiamo per terminare, per cui io avrei voluto leggervi qualcosa, però vi chiedo di farlo voi, vi consiglio di farlo perché questo testo veramente merita. Alla fine è stato ancora più coinvolgente di quello che mi aspettavo questo dialogo con Antonella, per cui non sono riuscita a trovare il tempo per leggervi nulla. Vi chiedo scusa di questo, però rimedierete leggendo per conto vostro, ma mi piacerebbe che lei condividesse questa esperienza di silenzio con noi, se siete disponibili. Sì, io non so se perché, parlare del silenzio è già una Un contraddizione, ma ossimoro. io dico sempre: deve essere il silenzio che parla, quindi questo cerco di portare, la voce del silenzio. Però anche sperimentarlo un momento, non so, 5 minuti di silenzio nella modalità con cui lo faccio io, magari. Perché io sono stata 30 anni nascosta in questa via, perché poi dicevo: "Se le cose si aprono, sarà lo spirito ad aprirle". Infatti si sono aperte in maniera del tutto sorprendente. Io non ho fatto niente, ma sono arrivate le situazioni, no, quindi si vede le condizioni, i tempi eran maturi per questo. Ecco, e quindi, io diciamo faccio un'invocazione allo Spirito Santo in lingua ebraica, perché l'ho sempre fatto così per conto mio. Le parole sono Ruach Elohim, quindi io lo ripeto 2 o 3 volte, poi suono la campana tibetana e facciamo 5 minuti. All'inizio e alla fine, appunto, e suono la campana per dare inizio e la fine, ecco, alla fine del silenzio. Se vi va bene si può fare. Va bene, allora questo Poggiamo, sì. Solo che entra. si può spengere. No. Siamo sempre nell'imprincipio, in ogni attimo del tempo. Siamo sempre nell'imprincipio, infinito ed eterno.
Viene difficile concedermi parlando. Io vi saluto tutti, grazie, grazie. Grazie Maria Grazia per aver coordinato la signora Lumini. Grazie signora Lumini per questo momento bellissimo. Grazie tanto. Vorrei chiamare qui Gianluigi e Tiziano per un piccolo omaggio. Grazie ancora. Allora, Strangius non è solo libri, autori, presentazioni, è anche arte e anche mostre. Quest'anno le nostre 4 mostre sono state inaugurate sabato 7 settembre al termine della tavola rotonda. Il coordinamento e la gestione sono a cura dell'Associazione Il Pungolo in collaborazione con l'Associazione Per la Vita. Le mostre sono Puzzolu, la panchina e la bicicletta, vignette di Franco Puzzolu a cura di Mauro Podda presso Chiesa di San Sebastiano in via Serra 42. Innascosti, progetto di Valentina Tamborra presso il Caffè Culturale Domenica Fiaba in via della Rinascita 60. Tallone, la forma del pensiero, 93 anni di tipografia pura e di filologia, a cura di Francesco Virdis e Attilio Medda, presso l'Exma e Sala Conferenze Vico Mossa di via Parrocchia. Dona Nobis Domine, testimonianze di spiritualità religiosa serramanna, a cura di Associazione Tradizioni Popolari Serramanna presso l'Oratorio di San Sebastiano in via Serra 42. Invece, per quanto riguarda le performance d'arte di quest'anno, vorrei chiamare qui il coordinatore degli artisti, Francesco Virdis. Ciao, buonasera a tutti. Per la terza volta, cioè per il terzo anno di seguito, faccio parte del team di Strangius. Vedere poi tutte queste persone sedute qua oggi a assistere alle... Oh, scusate, me lo sentivo nell'orecchio poi da qualche parte, vabbè, comunque scusate. Sì, la performance voleva, cioè sarò brevissimo, appunto fare l'elogio della lentezza e del silenzio. Anziché avere un'opera che si genera ogni giorno, avremo un'opera itinerante che girerà tutte le giornate. Oggi hanno iniziato i ragazzi, però continueranno vari artisti di Serramanna, tra cui Giuseppe Todde, Noemi Ligi, altri che non vi dirò per tenervi la sorpresa. Comunque chiudo subito e passo la parola a Giuseppe, grazie mille, ci vediamo domani e nei prossimi giorni, ciao. Sarò brevissimo su questa, bravissimo non so, ma brevissimo sicuramente. In questa edizione del festival cercherò di parlare il meno possibile. Voglio solamente parlare di 2 eventi, degli eventi che ci saranno domani. Saranno presso Casa Riffa in via Trento 18, ci sarà l'incontro con Alessio Onnis coordinato da Maria Grazia Cossu, che presenterà il suo libro Sardegna Back Tour per Darando verso l'anima, e poi subito dopo ci sarà l'incontro con Salvatore Tola con la presentazione del libro Anni di prova coordinato da Marino Carcangiu. Voglio anche dire un'altra
un'altra cosa. Questo ci sarà anche poi il reading Programme to be done a cura di Emanuele Orru. Un'altra cosa importante, voglio dire, ricordando un grande filosofo che scrive Elogio della lentezza, la lentezza e il silenzio, scusate, non abbiamo ancora finito. Grazie. Ritornando, parlando dell'elogio della lentezza e del silenzio, la lentezza e il silenzio portano sempre al ricordo e alla memoria. Il rumore e la velocità porta sempre all'oblio. Allora, oggi ho l'occasione di ricordare una cosa. 7 anni fa iniziamo il festival, avevamo un budget, mi sembra, di 3.500 euro per tutti gli eventi e portammo anche un evento internazionale che ci costò la bellezza di 15 euro. Questo perché c'era un serramanese che non stava qui, ma che stava a Cuneo, in provincia di Cuneo, che ha fatto sì, che si chiama Pauletto Manias, a cui vorrei fare un applauso, che oggi per la prima volta viene al festival e che ci diede l'opportunità di fare questo festival. E da qui è partito, dalla voglia dei serramanesi di fare qualcosa anche di diverso come oggi, e quindi grazie a tutti. Passo quindi la parola a Fanny. Sì, prego, a Fanny. Tiziano suggerisce. Allora, prima di salutarvi c'è un ultimo reading e poi i saluti finali. Prego, Fioralba. Vieni, Fioralba. Nel Pungolo vi proponiamo, non senza commozione, uno scritto di Mena Ligas, recentemente scomparsa. Il racconto si intitola La bambina del Glicine. Aprile 1971. Fra una settimana sarà Pasqua. Io sono sposata da 7 mesi, sono al 7° mese di gravidanza e da 7 mesi abito nella casa del Glicine. Il Glicine è giovane, il suo fusto robusto e alto svetta nel cielo primaverile. I lunghi rami senza foglie si intrecciano in una pergola di fiori lilla che pendono a grappoli di nettare dolce. Quasi mi ubriaco, aspirando il loro profumo intenso. Le api ronzano intorno come impazzite. Sto ferma, felice ed estatica davanti a tanta bellezza e perfezione. Io invece, tonda come un pallone, mi sento goffa e impacciata. Chi mi incontra, ovunque, non fa a meno di fermarmi e osservandomi bene profetizza: sarà un maschio, hai la pancia a punta. Io sono arrivata solo al 7° mese, nascerà a giugno. Gli sguardi sono increduli, maliziosi, talvolta antipatici. Una pacca sulle spalle e un pizzicotto sulla guancia completano il quadro del mio disagio. Il tempo di un attimo e la mia serenità si trasforma in una fitta dolorosa che mi trafigge la schiena e mi toglie il respiro. Sono in sala travaglio, in ospedale, e non capisco. Sta per partorire, mi dice qualcuno in camice bianco. Io continuo a non capire e guardo i suoi occhi preoccupati. Con la mente cerco di fuggire dalla paura e dall'ansia. Penso al mio paese e ricordo le visite periodiche presso l'ambulatorio dell'Omni. Ricordo il sorriso del ginecologo quando, appoggiando lo stetoscopio sul pancione, mi diceva: sarà un bel torello suo figlio. E anch'io sorridevo compiaciuta. Penso alle malelingue che scandalizzavano quando dicevo che il mio bambino sarebbe nato a metà giugno. L'ostetrica mi scuote e mi riporta alla realtà. È una bambina, mi dice, e io la sento staccarsi da me, spinta da litri di liquido amniotico. Vorrei vederla, imploro. È morta. Il liquido le ha impedito di svilupparsi, è piccola e già macerata. Che cosa vuol vedere? Si faccia coraggio. Non l'ho vista,
Non sono riuscita a farmi coraggio. Aprile 2015. Sono vecchia ormai e la pianta del glicine è invecchiata con me, ma rifiorisce ad ogni primavera. Basta una sola notte perché si trasformi in una cascata di fiori che nascondono l'edera, le piante e i vecchi muri del mio cortile. Un miracolo. Rifiorisce per me anche quest'anno e come sempre riporta a casa la mia bambina. Grazie Coralba per la scelta di questi brani, grazie. Commovente però bravo. Dato che qui ho Tiziano. Il bello della diretta. Dato che qui ho Tiziano, chiamerei zia Martina, la padrona di casa. E chiamo anche qui Veronica Medda, consigliere comunale con delega alle biblioteche e agli archivi. Zia Martina, ci sei? Vabbè, intanto tu fai due saluti. Zia Martina, No, meschina. aspettiamo zia Martina. Grazie. Glielo dai tu? Grazie. Che ci sono a favore di fotografi. Grazie mille. La buona volontà è tanto, ma la forza non c'è più, quasi niente. E quindi faccio un sacrificio, ma quel che costa vale. Se non costa niente non vale nulla. Quindi, Grazie. Zia Martina, Veronica deve salutare. Non vi ruberò troppo tempo, giusto 2 parole da parte dell'amministrazione comunale che ogni anno è sempre più orgogliosa di questo festival. Ringrazio ovviamente gli autori di oggi che hanno proposto delle riflessioni molto profonde su un tema difficile. Credo che Strangius insomma ci abbia già insegnato in qualche modo l'elogio della lentezza, perché in questo appuntamento che ormai possiamo definire tradizionale, 7 anni non sono pochi, qualcuno crescerà con Strangius, ce lo auguriamo per qualche bambino e qualche ragazzo, ci insegna a misurare il tempo in questa settimana di appuntamenti in un modo completamente diverso, a riscoprire il piacere di stare insieme, di ascoltare, di riflettere, di tornare a casa arricchiti, e questo è particolarmente un motivo d'orgoglio per noi. Non mi voglio dilungare troppo, ma ci tengo anche a ringraziare ovviamente il lavoro che c'è dietro, che dura mesi, un impegno diciamo sinergico di tantissime figure, alcune che voi non vedete magari che prendono parola, ma che lavorano veramente in maniera ottimale. Quest'anno il festival, tra l'altro finanziato benissimo dalla Regione Sardegna, si è piazzato al secondo posto fra tutti i festival regionali finanziati appunto dalla RAS, e come abbiamo visto il risultato siamo rimasti veramente increduli, perché significa che stiamo lavorando bene. Vi aspettiamo sicuramente domani e tutti gli altri appuntamenti e vi ringrazio per l'attenzione. Buona serata e grazie ancora per essere venuti, e zia Martina mi raccomanda di non andare via. la fretta non basta, adesso non ci vuole la fretta. Grazie ancora zia Martina. Attenta.